Il piacere di aver ascoltato una lezione così limpida, così retoricamente efficace. Il retorico non ha una connotazione... no, ma è stata una lezione splendida. Oltretutto potrò approfittarne nella mia conversazione perché è un punto d'appoggio formidabile per i nostri ragionamenti, anche da fare in ambito didattico. Poco fa Jacopo Marcello ricordava la mia distinzione tra didattica e divulgazione. Io sono andato un po' oltre quella, non la riprendo in questa fase, però la uso per cercare di dare conto della mia idea della specificità della didattica. Allora, se pensate, la divulgazione, e diciamo quando pensiamo alla divulgazione possiamo pensare alla visita guidata e quindi al discorso che la guida fa durante il percorso di visita, oppure alle audioguide o ai fogli di sala o alle didascalie, eccetera, eccetera. Quelle sono una forma di divulgazione. La divulgazione informa, rende possibile dare significato alle cose che si stanno osservando, guardando, eccetera, diverte, e lo dico in termini seri, cioè diverte, cioè piace. Io mi affido molto volentieri a chi divulga perché mi fa da mediazione tra il discorso degli esperti, i risultati dello studio degli esperti e me che sono un visitatore occasionale, anche frettoloso purtroppo, e quindi riesco ad afferrare alcuni sensi delle cose che vedo, le opere d'arte, degli ambienti, eccetera, eccetera, attraverso questa modalità divulgativa. Ho apprezzato tantissimo le audioguide dei musei berlinesi, che sono veramente eccezionali dal punto di vista della capacità della sobrietà e della capacità di dare immediatamente conto di quello che si sta osservando. C'è un'altra modalità di uso dei beni culturali che è quella del socializzare. Per esempio, ne ho presenti, si fanno intervenire dentro musei persone di altre culture per poter socializzare, per far capire qual è il valore affettivo che noi possiamo dare agli oggetti museali, eccetera. Ecco, sono attività splendide, sono necessarie, hanno effetti educativi importanti, però non sono la didattica, perché la didattica ha come proprio specifico scopo quello di formare abilità e conoscenze degli alunni, degli studenti o di coloro che intraprendono percorsi di formazione e quindi attraverso questa formazione di abilità e di conoscenze noi poi possiamo formare competenze professionali e anche competenze per la cittadinanza. Ecco, quindi l'ambito della mia conversazione si colloca proprio nella parte della didattica. Perché ho proposto a Jacopo Marcello di questo titolo, Apprendere, insegnare, far apprendere? Perché io credo che in una sede come questa, in cui l'associazione dei proprietari di Ville Venete propone dei percorsi e delle attività educative, noi però dobbiamo pensare che ci sono gli insegnanti che guidano
i loro allievi nelle sedi delle ville e gli insegnanti non possono deresponsabilizzarsi e lasciare che le cose avvengano soltanto nella villa da parte dei responsabili di queste attività didattiche nella villa. L'insegnante deve sentirsi responsabile del percorso formale di formazione e quindi apprendere è l'insegnante che apprende. Oggi io da insegnante ho appreso una lezione formidabile sulla filogenesi delle forme architettoniche della Villa Veneta. Prima assolutamente non riuscivo neanche a pensarle queste cose o a intuirle e oggi so questo e grazie a questo io posso pensare di trasferire, di trasporre la lezione del professor Rigon anche magari nell'insegnamento in una classe, portando magari i ragazzi a vedere alcuni esempi di queste ville e di queste forme che cambiano da un tempo all'altro. Ecco, poi sulla base di questo l'insegnante deve insegnare. Il professor Rigon ci ha insegnato, ha fatto una lezione, di nuovo lo ringrazio per quello che ci ha insegnato, e poi però deve far apprendere. Cioè, che cosa vuol dire questo? Che io, certo, adesso ricorderò qualcosa, ho una mappa di conoscenza del testo ascoltato del professor Rigon, se verrà pubblicata nel sito delle ville la prenderò e cercherò di... Però per apprendere vuol dire che io devo apprendere dalla lezione delle conoscenze e anche delle abilità. Il professor Rigon ci ha dato la possibilità di capire come attraverso l'osservazione, la comparazione, eccetera, si riesce a cogliere la specificità di forme di certe strutture delle ville venete, delle facciate delle ville venete. Ecco, e questa allora vuol dire che io devo apprenderla per poterne fare, per poter fare di questa conoscenza un elemento utile per poterlo trasferire altrove, per poterlo utilizzare ogni volta che mi serve. Ma questa cosa mi serve anche per dare più valore alle ville venete dal punto di vista di bene culturale, perché capisco di più e mi rammarico anch'io della distruzione della villa a cui faceva riferimento, eccetera, eccetera. E quindi questa mi sollecita un pensiero che riguarda il valore culturale delle ville e questo mi dà una possibilità di essere un cittadino migliore, un cittadino che si fa carico di ciò che poi vedremo comporta il bene culturale. Ecco, questa è la cosa. Allora la questione è pensare la villa. Beh, qui sono veramente stato... sistema che diceva il professor Rigon all'inizio, io l'ho invece messo come pensare le ville come bene culturale globale, olistico, cioè non soltanto come dipinti o soltanto come parco o giardini, ma dobbiamo cercare di pensarla in termine palladiano, come elemento di un territorio che si rapporta, che si collega. Era stupenda quella visione delle tre ville che si allineano, no, sul territorio. Ecco, e allora le ville oggi sono parte del patrimonio culturale, di un patrimonio familiare e sono quindi un monumento di architettura, di una civiltà, di una storia, eccetera, eccetera. Sono in una serie stupenda, la serie che noi abbiamo visto, no? A partire dalle torri fino ad arrivare poi alla facciata neoclassica e a frontoni, eccetera, eccetera. Grazie alla serie è possibile
vedere la specificità di forme che segnano periodi della storia dell'architettura. Poi ci sono le istituzioni di tutela, di cura, di studio, quindi ne fanno un bene culturale, cioè che lo studiano meglio come oggetto in quanto bene culturale o in quanto opera d'arte, e queste richiedono delle conoscenze. La villa è anche una risorsa nella nostra, una risorsa culturale, una risorsa economica, una risorsa sociale, e la villa è una traccia di storie stupende come quelle che abbiamo sentito, di rapporti tra nobiltà di terraferma, nobiltà veneziana, architetti, artisti, eccetera, e quindi segna il territorio, segna anche le comunità. Quindi è una risorsa anche per l'apprendimento. E attenzione, nella parte destra ho indicato che noi possiamo certo fare vedere la villa all'interno di una storia locale, ma inevitabilmente, abbiamo sentito Washington e l'America che ci ha riconosciuto il genio di Palladio come indispensabile, eccetera. Bene, questa storia a scala locale la potremmo fare, però dobbiamo vederla come un elemento di una storia che trascende il locale e che diventa storia generale. Guardate, questa è qualcosa, gli insegnanti dovrebbero pensare le ville, e quindi non pensare che stanno portando i bambini soltanto a vedere, che so io, la villa Badoer o la villa Valmarana, eccetera, ma pensare che attraverso questo approccio è possibile far pensare mondi. Ecco, infatti ci sono le ville 4.000 o 4.500, io ho esagerato, il professor Rigon diceva 4.000 circa, ma ci sono, però la civiltà delle ville non è soltanto quella veneta, è stata evocata quella dei Medici a Poggio a Caiano, ma ci sono le ville del contado bolognese, la villa Mazzacorrati ormai fa parte dentro, sta dentro Bologna, oppure ho ripreso Bagheria, tanto per dire, insomma, ma le ville ci sono, diverse da quelle venete, ma sono sparse dappertutto e sono diventate un elemento di una certa civiltà dell'età moderna, no? E sono appunto presenti nelle forme palladiane anche al di là dell'Atlantico. E la villa diventa quindi una traccia complessa. Che cosa? Beh, intanto certo c'è l'edificio, quindi i supporti materiali, i marmi, i mattoni, le travi di legno, eccetera, eccetera, tutto quanto quello che ci sono, le forme, le abbiamo sentite lucidamente mettere in evidenza dal professor Rigon, ci sono tutti i segni aggiunti che possono essere gli stemmi, eccetera, eccetera, poi ci sono le decorazioni, ci sono le dimensioni e poi i rapporti col contesto, testo e contesto, e i rapporti con altre tracce, quindi con altre tracce come i templi, oppure con altre tracce come nella serialità delle ville, appunto con rapporti con la serie, o i rapporti con le torri in questo caso, no? Ecco, questa possibilità, questo schema ci dà la possibilità di capire a quante cose può essere utile nei percorsi, nei progetti di insegnamento e apprendimento una villa. E
a proposito delle ville ci sono tutti questi saperi. Storia dell'architettura, la storia dell'arte, storia del paesaggio, storia delle tecniche, la storia sociale, la geografia dei beni culturali, la geografia delle ville, la loro dislocazione e il modo in cui le ville e la presenza della villa ha segnato il territorio. La storia economica, la storia sociale, no? Questa è... quindi è qualcosa, e in più, ecco, ultima cosa, è l'incontro con la diapositiva, la slide conclusiva del professor Rigon. La villa significa salvaguardia, tutela, gestione, valorizzazione, normative, codici. È splendida l'idea, peccato che nessuno l'abbia ancora adottata quella idea di riconoscere alle ville lo status di museo, sì, certo. Quindi codici eccetera, e poi ci sono i proprietari, ci sono però le istituzioni pubbliche anche, e ci sono costi e finanziamenti. Allora se volete che gli alunni attraverso la visita alle ville e attraverso i percorsi di apprendimento centrati sulle ville diventino buoni cittadini, devono avere questa modalità di visione, cioè devono capire che ci sono costi e che sono costi che possono essere sopportati dalle istituzioni pubbliche, ma ci sono costi che possono essere sopportati dai proprietari a condizione che, no? Questa è una delle cose importanti, quindi ci sono finanziamenti, se vogliamo. Sono rimasto impressionato dall'articolo di Stella, di Gian Antonio Stella, ieri sul Corriere della Sera a proposito della villa di Poppea a Torre Annunziata e di una seconda villa di cui non ricordo il nome, ville romane, che sono, dice Stella, non soltanto soffocate dalla nuova edilizia ma non segnalate affatto, senza nessun servizio, quindi assolutamente con uno spreco di un bene culturale enorme. Guardate, questa è una cosa che dovrebbe far ribrezzo a tutti noi e dovremmo pensare che sarebbe bene che ci fossero delle istituzioni che se ne curino e magari dei finanziamenti che mettano in valore quelle cose. Giustamente Gian Antonio Stella diceva se ce l'avessero all'estero creerebbero un centro di interpretazione della villa romana, eccetera, formidabile, insomma. Ecco, allora, rispetto a questo c'è da pensare che possiamo immaginare la mediazione didattica. Noi gli insegnanti sono specialisti di mediazione didattica, cioè sono specialisti di questa catena, diciamo, di oggetti e di interventi tra alunni. L'insegnante mediatore sta tra gli alunni e in questo caso dico la villa e i saperi, e l'insegnante mediatore deve portare attraverso se stesso le sue attività, le sue lezioni, i suoi materiali eccetera, a conoscere la villa, a incontrare i saperi relativi alla villa per formare abilità, conoscenze e educazione. E questo per tutte le buone ragioni che ho detto prima. Allora, qual è la prima cosa da fare? Dunque, le proposte che vengono fatte dai proprietari delle ville, dalle agenzie di formazione sono proposte inevitabilmente episodiche, possono essere brillanti,
belle, gradevoli per gli alunni, però sono episodiche. Di per sé non è detto che formino abilità e conoscenze. Sono gli insegnanti che devono preoccuparsi di innestare queste proposte dentro un progetto curricolare, dentro un progetto in cui l'attività che si svolge in villa è una delle attività che si incastra con le attività che si svolgono in aula prima e dopo la villa. Questa è la idea base. Allora, qui ci sono tutte le proposte, parecchie sono state già esposte negli incontri precedenti, qualche altra verrà esposta questa sera. Io ho cercato di vederne alcune e ci sono in tutte queste 26 sedi ville c'è una proposta o una o più, anzi generalmente sono più proposte di lavoro per le scuole. Questa è la mappa che ho trovato sul sito dell'associazione. Ecco, per esempio, che cosa troviamo anche? Ormai il web ci mette a disposizione rapidamente delle informazioni, le prime informazioni, no? Che servono per noi per apprendere noi insegnanti. Cioè se io devo andare a Villa Foscarini Rossi, a Stra, ecco, posso leggere: il complesso architettonico risalente al 600 è costituito da 3 edifici: Villa Padronale, oggi sede del Museo Aziendale del Calzaturificio Rossimoda, la foresteria adibita a centro congressi, le vecchie scuderie attualmente trasformate in abitazioni private. E questo, guardate, allora noi abbiamo la possibilità di capire che c'è la villa come segno, traccia della civiltà delle ville in età moderna, ma abbiamo anche la possibilità di capire come le ville sono diventate nella nostra civiltà. Sono diventate soprattutto un bene culturale e poi possono essere usate per altri scopi come questo museale, eccetera eccetera. E poi però imparo che hanno lavorato in questa villa Vincenzo Scamozzi, Francesco Contini e Giuseppe Iappelli, con decorazioni fatte da Domenico De Bruni e Pietro Liberi, e all'insieme fa da cornice il parco all'inglese, eccetera eccetera. Allora è una piccola informazione che mi permette però di cominciare a apprendere. Io non conoscevo Villa Foscarini Rossi, adesso comincio ad avere una qualche informazione, ma probabilmente se vado a trovare nei libri degli specialisti trovo molte più informazioni. Bene, questa è la fase in cui io a insegnante io devo apprendere delle cose. Non posso dire, bah, tanto i ragazzi avranno a che fare con la guida oppure con gli operatori o con gli educatori museali dentro le ville e quindi non me ne occupo, li affido, no? Io devo imparare delle cose. E qui poi c'è la proposta didattica, per esempio a merenda col fantasma, l'orienteering per conoscere la storia della villa e dell'illustre famiglia che vi abitò. I giovani foresti saranno accolti dal fantasma della servetta goldoniana Brigida, la servetta, eccetera, eccetera. Credo che l'abbiate già ascoltata questa presentazione e quindi l'ho ripresa proprio per far capire come me ne servirei io. Bene, se porto una classe in villa e la classe fa questa attività, oppure le attività rispetto al mito, quindi rispetto alle decorazioni, che cosa fanno i ragazzi? Cominciano a conoscere l'esistenza della villa, cominciano a conoscere le sue strutture, magari in maniera così percettivamente molto superficiale, però cominciano ad aprire gli occhi rispetto ad un edificio, rispetto a un complesso di edifici e al resto. Bene, possono fare questa attività in villa, ma poi se io non lavoro prima e dopo da insegnante,
questa attività sarà piacevole, avrà aperto gli occhi, ma non produce abilità e conoscenze di per sé. Questa è la questione dell'educazione formale. Nella Villa Grimani Morosini Gatterburg c'è la possibilità di conoscere le attività di un grande scultore contemporaneo di Canova, il danese Thorvaldsen, eccetera. Bene, è un'attività che potremmo includere in un percorso di storia dell'arte, molto bella, no? Questa è una cosa molto... però non posso semplicemente dire, bene, andate e sentite la visita, la guida, che devo cercare di organizzare il percorso tra aula, villa e poi ritorno nell'aula, in modo che ci sia una sedimentazione, una rielaborazione, una ristrutturazione delle conoscenze che sono state affidate. Qui a Camarcello c'è, ecco, mi preme introdurre il discorso sui copioni o script, che è molto interessante. Dunque, ci sono gli antichi mestieri, il terrazzo alla veneziana, e sono degli elementi, qui ce ne abbiamo un esempio, di grande come dire, inventiva, di struttura edilizia importantissima, e noi abbiamo bisogno di persone che sappiano fare questo lavoro. Ne abbiamo bisogno per i restauri, ne abbiamo bisogno perché a volte bisogna ristrutturare le case, per esempio nella mia casa modesta, che però è sotto tutela della sovrintendenza, quando abbiamo dovuto ristrutturare la casa e rinnovarla, la sovrintendenza ci ha imposto di fare il pavimento alla veneziana e abbiamo dovuto cercare gli esperti di questa lavorazione, no? Ecco, allora questo antico mestiere che viene in cui, per il quale i ragazzi vengono divisi in gruppi e forniti dei materiali necessari, sono portati passo passo a realizzare il proprio manufatto applicando tutte le fasi originali di questa antica tecnica, che cosa comporta? Comporta conoscere appunto il copione o lo script, cioè il come si fanno le cose, come ci si comporta per riuscire ad ottenere uno scopo, attraverso la sequenza delle attività che servono per questo scopo, dal sapere che ci vogliono certi ingredienti fino alla... Ebbene, questa cosa comporta poi dare senso al pavimento alla veneziana, al terrazzo alla veneziana, comporta magari aprire la mente dei ragazzi verso una possibilità di sbocco occupazionale, eccetera. Allora, copioni o script? Noi li possiamo mettere a frutto nell'insegnamento e nell'apprendimento perché possiamo immaginare che dietro tutte le attività che hanno portato alla invenzione delle ville e alla produzione poi delle ville e alla costruzione delle ville, eccetera, ci sono comportamenti che possiamo modellizzare secondo copioni. Il copione, per esempio, del nobile veneziano che si fa redditiere di terraferma attraverso l'agricoltura, che acquista una proprietà terriera sempre più ampia e che poi vuole stabilire sulla proprietà terriera un luogo di vacanza, ma un luogo di residenza estiva, ma anche un luogo di organizzazione della proprietà terriera. Questo è già un copione, cioè potremmo scrivere la sceneggiatura di come questa cosa poteva avvenire. Il copione della committenza,
no? Ai diversi artisti. E poi il copione dei rapporti con i contadini, il rapporto dei contadini, eccetera, eccetera, degli usi che c'erano nella villa. Ecco, a volte, pensate, la storia riduce la storia manualistica, riduce le conoscenze storiche a concetti astratti, molto astratti. La informazione spesso ci inganna con le astrazioni. Quando noi sentiamo parlare il mercato ci boccia, il mercato eccetera, che cos'è il mercato? È un'astrazione dietro la quale noi dovremmo vedere soggetti che agiscono secondo dei copioni. Di speculazione, di dabbenaggine, non so, però quando diciamo il mercato non vogliamo dire niente, non riusciamo a sapere che cosa sia il mercato. No? Questa è informazione. La stessa cosa, non riusciamo a capire che cosa sia la trasformazione dell'economia e della società veneziana da un'economia e società basate prevalentemente sullo scambio e sulla importazione delle spezie orientali che arrivavano dall'Oceano Indiano, eccetera, a una società e un'economia che si basa soprattutto sullo sfruttamento della terra, sull'agricoltura, ma anche sulle manifatture di terraferma. Nobili veneziani che erano proprietari di manifatture, cartiere, filatoi, eccetera, che erano collegati però anche quelli alle ville, alle proprietà terriere, quindi alle ville. Ecco, allora tutto quanto questo noi possiamo metterlo a frutto per rendere più agevole l'apprendimento e la immaginazione dei ragazzi. Questa è un'attività bella che si ripete anche nei musei, cioè è una per le scuole dell'infanzia, che è quella di includere le emergenze architettoniche o dentro storie, dentro una narrazione di storie attraverso le quali però i bambini che percorrono un certo percorso scoprono la villa con i suoi elementi importanti. E ci sono altre attività. Quindi per esempio qui si promette di scoprire la funzione degli spazi nell'architettura palladiana, gli usi e costumi della nobiltà veneta, i molti temi di natura rurale, botanica, artistica e socio-economica. Bene, questa può essere un'attività molto interessante per i ragazzi, però poi deve essere rielaborata e i ragazzi devono andare con una certa preparazione. Non avendo già studiato tutto. Ho visto nella lezione della collega Del Fai che si diceva che sarebbe bene che i ragazzi non sapessero niente, andassero alla scoperta, no? Che è vero, i ragazzi devono avere il senso della scoperta, però se i ragazzi vanno senza nessuna preparazione, senza nessuna vincolo, diciamo, si annoiano, probabilmente almeno i ragazzi che sono portati al museo senza nessuna preparazione, li vediamo assolutamente disinteressati, no? Ecco, occorre che i ragazzi abbiano una formazione iniziale che non esaurisca la curiosità e l'interesse, ma li motivi ad essere interessati e curiosi. Bene, finiamo qui. Allora, vediamo un po'. Immaginiamo una classe, svolge le attività proposte in villa e quindi vengono a conoscere gli alunni vengono a conoscere l'esistenza della villa, alcune caratteristiche che apprendono percettivamente guardandosi attorno, guardando grazie alla guida dell'insegnante, e poi scoprono che c'è un rapporto edifici, parco, campagna,
Podere, dove ancora questo rapporto esiste, e ci sono informazioni su alcuni aspetti o vicende. Questa è una base per andare oltre, però, non possiamo fermarci qua. Gli educatori in villa hanno fatto il loro mestiere, hanno fatto il loro dovere, ma noi non possiamo fermarci qua come insegnanti. Dobbiamo andare oltre e dobbiamo includere questa esperienza nel progetto curricolare. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo pensare nel curriculum. Per esempio, nella scuola primaria, la villa come elemento del paesaggio, quindi nella geografia oppure nella geostoria, cioè come la costruzione della villa, che non è soltanto, l'abbiamo imparato poco fa, che non è soltanto costruire un edificio, ma organizzare il cosmos, come voleva Palladio, organizzare un mondo, fa parte della geostoria, può far parte, cioè non c'era la villa e quindi il territorio aveva certe caratteristiche, si costruisce la villa, il territorio assume altre caratteristiche e quindi c'è una storia del territorio che viene modellato attraverso la costruzione delle ville. Bene, questo è possibile farlo capire ai bambini della scuola primaria. La villa come elemento di una civiltà, e allora si può fare il quadro di civiltà della villa. Guardate, se mettete al centro di un cartellone una villa e poi cominciate a pensare alle irradiazioni possibili, no? Voi tirate tanti fili, tanti raggi che incontrano tutti gli aspetti di una civiltà. L'agricoltura, la produzione agricola, lo scambio, i mezzi di trasporto, la società con la distinzione di ceti, eccetera, eccetera, gli artigiani, gli artisti e via di seguito. Insomma, si può fare un quadro di civiltà a partire dalla villa. I copioni, ne ho parlato poco fa e possiamo perdere tempo, ma i copioni sono un formidabile punto d'appoggio per potenziare le attività cognitive dei bambini dal punto di vista spaziale, temporale e concettuale. Ecco. E poi la villa, per esempio, è l'educazione ai linguaggi. Beh, l'architettura, guardate, che cosa mi piacerebbe intervistare il professor Rigon per sapere come è riuscito a organizzare questa visione così convincente, così persuasiva della, no? Ecco, attraverso quali, sì, però c'è dietro l'osservazione, ci sono associazioni di idee, cioè ci sono operazioni cognitive, conoscenze, operazioni cognitive, perspicacia nel dar senso a magari anche a piccoli segni, eccetera, eccetera, che portano a capire e a dar senso a piccoli elementi, come quelli degli orecchioni, eccetera, che ad altri potrebbe sembrare no, poco significative, insomma, così, un adornamento senza importanza. Ecco, quindi la villa è l'educazione ai linguaggi e alla base di tutto l'educazione al patrimonio culturale. Questo nella scuola primaria è possibile farlo ed è possibile fare anche delle generalizzazioni nella scuola primaria, perché noi abbiamo la possibilità di far vedere la villa e farne un oggetto dell'esperienza dei bambini, ma poi usare le risorse del web, come ha fatto il professor Rigon, per far vedere tante altre ville. No? Questa è una delle cose. E la villa nel curriculum della scuola secondaria, a livelli diversi si può pensare questo per la scuola media e la scuola secondaria superiore. Allora, le ville, storia della società in età moderna.
è una cosa formidabile. Copioni della vita nobiliare, eccetera, eccetera. La civiltà del Rinascimento, la civiltà barocca, la civiltà illuministica, ne abbiamo avuto un esempio, insomma, poco fa, nell'educazione artistica e nella storia dell'arte. I copioni, io ho messo qui questi soltanto che sono molto importanti però per capire poi le opere d'arte, i copioni tra committenza e artisti, eccetera. Cioè, adesso probabilmente la mia invenzione non esaurisce tutte le potenzialità di uso delle ville e di inclusione delle ville nel curricolo. Allora, Jacopo per cortesia mi avverte per il tempo, perché non... Va bene. Allora, passiamo allora alla parte un po' più formale per capire la mediazione didattica. Noi dobbiamo assumere delle finalità, ovviamente. Una delle finalità è che i ragazzi imparino ad osservare e a dar senso a ciò che osservano e ad analizzare le ville. Dunque abbiamo detto le ville dal punto di vista globale, il sistema ville, diceva il professor Rigon. Noi però dobbiamo pure fare in modo che loro vedano questo sistema che va oltre gli elementi che lo compongono, ovviamente come sistema, ma lo vedano anche come elementi, no? Gli elementi, sì, certo, io guardavo le facciate delle ville e potevo capire che c'erano le diverse partizioni, ma queste diverse partizioni, cioè la facciata centrale, la parte vuota, quella con la loggia o il portico, e poi le parti laterali piene, eccetera, sì, le vedevo, ma adesso so analizzarle, grazie alla lezione del professor Rigon, le so analizzare e so dare senso a quelle parti, alle cose che vedo. Ecco, ci vogliono conoscenze delle e sulle ville, conoscenze storiche in cui le ville siano elementi importanti, trascurate pure alcuni capitoli del manuale, come le guerre di secessione o che so io, la guerra dei 30 anni, e magari includete un'attività sulle ville, è molto più utile per la società presente. Conoscenze storiche artistiche in merito all'architettura e alla decorazione delle ville, cioè assumere non tutte queste finalità, ciascuno può assumerne alcune. La conoscenza del territorio in cui le ville sono iscritte e quindi come inevitabile portato di queste attività formative, l'educazione al patrimonio, che è una cosa che non deve più mancare da parte di nessun cittadino, e poi l'educazione del cittadino nei termini che dicevo prima. Non dobbiamo semplicemente dire com'è bello e quindi dobbiamo tenercelo caro, ma dobbiamo anche pensare che se siamo cittadini dobbiamo decidere se gli amministratori funzionano bene nel fare certe cose rispetto ai beni culturali, se amministrano bene le finanze attribuendo alla cultura e ai beni culturali delle quote del bilancio adeguate, eccetera, eccetera. E allora vediamo un attimo, molto rapidamente, che cosa può succedere. Sono un insegnante, allora ho una fase inevitabilmente preliminare a quella dell'insegnamento, che è quella della mia formazione, del mio apprendere. Grazie all'apprendimento che io faccio, allora posso programmare, posso assumere quelle finalità, eccetera, eccetera, e posso programmare un percorso all'interno del quale io includo le attività proposte dalla villa. C'è poi
una fase quindi di preparazione al percorso e poi c'è una fase di sviluppo e di apprendimento delle conoscenze. Ho visto i ragazzi li ho portati ad una villa, devo fargli pensare le altre ville. Questa è una delle cose importanti. Devo fargli pensare che le conoscenze riguardanti quella villa probabilmente possono essere usate anche se si va a vedere altre ville. Quindi la fase della generalizzazione sarebbe questa. Poi la fase della comunicazione delle conoscenze apprese. Dobbiamo immaginare che queste attività sono molto importanti per rendere i ragazzi più padroni del linguaggio col quale possono esporre le cose che hanno imparato, un lessico da usare, no? Frontone, coclea, eccetera, eccetera, ma non è quella la questione del lessico specifico e specialistico, è la questione del saper riconoscere che certi elementi hanno un certo senso, danno certo senso, in questo caso alle ville. E però i ragazzi poi devono saper utilizzare le conoscenze apprese per poterle esporre. E poi c'è una fase di riflessione metacognitiva, come ho imparato, che cosa è successo mentre andavo in visita alla villa, nella fase in cui ho avuto degli stimoli dentro la villa, eccetera. E questo è com'è che ho imparato di più guardando e mettendomi a scuola da chi fa la visita guidata, dall'educatore in villa, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una fase che serve per stimolare negli allievi la possibilità di capire come possono apprendere meglio. Questa è una cosa importante e a volte possono dare segnali per capire come è possibile insegnare meglio, perché guardate, un conto è un sapere libresco, un conto è un sapere che si elabora attraverso un'esperienza percettiva come quella del muoversi in villa, un'esperienza visiva come quella del... Immaginate se il professor Rigon ci avesse fatto una lezione senza immagini. Beh, per lui sarebbe stata una cosa di... così dovrei fare i salti mortali per cercare di farci immaginare le cose attraverso le parole, no? Ma dall'altra parte noi forse ci saremmo interessati, ma avremmo avuto molte più difficoltà a capire e a come dire, incorporare le cose che man mano sentivamo. Ecco, quindi sapere gli stili cognitivi, eccetera, eccetera, è molto importante. Allora, salto perché ne ho già... che cosa vuol dire apprendere da parte nostra, da parte degli insegnanti? Ecco, vuol dire acquisire da un sapere esperto. Il professor Rigon è esperto di storia dell'arte, ci ha fatto una lezione bellissima da par suo, molto amichevole, però noi adesso abbiamo appreso dall'esperto un certo sapere. E questo sapere noi lo dobbiamo trasferire, poniamo, nella nostra classe. Quindi lo dobbiamo trasporre. Probabilmente non abbiamo tutto il tempo a disposizione, oppure dobbiamo cercare di capire come fare questo lavoro con i ragazzi. Bene, questa è la parte che ci compete come insegnante. Sapere dal sapere esperto, o se volete divulgativo, e poi cercare di fare quello che in gergo didattico si dice trasposizione, cioè ristrutturazione, perché il sapere viene destinato a un pubblico diverso da quello a cui il professor Rigon, per esempio, ha pensato di rivolgerlo. Cioè, il professor Rigon l'ha rivolto a degli esperti di insegnamento,
dei professionisti dell'insegnamento oppure dei professionisti dell'educazione museale, eccetera, eccetera. Noi lo dobbiamo fare invece o per dei bambini o per dei ragazzi di scuola media o per dei ragazzi, degli adolescenti della scuola secondaria superiore, e dobbiamo cercare di capire come quella lezione può essere modellata e proporzionata per i diversi pubblici. Ecco, e poi dobbiamo produrre dei mediatori strumentali, cioè dobbiamo produrre materiali. Il professor Rigon, mi scusi se lo cito, ma mi ha dato una assist. Beh, è un bene culturale, certo. No, ma mi ha dato un assist formidabile, quindi ecco, allora noi abbiamo visto, lui ci ha messo molto, guardate, ad assemblare, no, dico assemblare per dire selezionare le immagini, montarle, eccetera, però alla resa poi di questa modalità comunicativa è stata perfetta. Allora, la produzione di mediatori strumentali, che possono essere invece anche delle schede di osservazione, se si vuole, oppure delle schede di raccolta di informazioni mentre si fa la visita guidata, no? In modo che i ragazzi stiano attenti effettivamente a quello che sentono o che dovrebbero sentire e che mettano in relazione quello che sentono con le cose che la guida mostra, eccetera, eccetera. Allora sono cose che hanno bisogno di preparazione, e queste poi permettono il rapporto più fecondo tra insegnante e alunno. Lasciamo perdere perché questa, ecco, la questione di trasposizione, ma credo che volevo basarla su queste notizie su Villa Badoera Fratta Polesine per far capire come era possibile da qui, che è un testo piuttosto difficile, è un testo che sta sul web, io l'ho trovato sul web, ma è piuttosto difficile, poi possa essere trasposto a beneficio della comprensione e dell'apprendimento di ragazzi della scuola media o secondaria superiore. Per esempio qui si impara che il baricentro della vasta tenuta agricola di quasi 500 campi diventa la villa, no? Del nobile Francesco Badoer 1554. Ma l'altra cosa che c'è il riferimento a Villa Medici a Poggio a Caiano di Giuliano da Sangallo, già citato, e la Villa dei Vescovi a Luvignano di Falconetto, quindi una villa precedente, no? Allora, questo è lo scorcio del retro, perché il retro è lasciato piuttosto semplice, e invece c'è la questione delle barchesse di Palladio, che è molto interessante, perché si dice che queste elegantissime barchesse sono le uniche, io imparo da qui, concretamente realizzate da Palladio fra le molte progettate, per esempio per le ville Mocenigo alla Brenta, Thiene e Cicogne e Villa Trissino a Meledo. E la loro forma, lo scrive lo stesso Palladio, quindi io potrei richiamare la citazione, richiama braccia aperte ad accogliere i visitatori. Fonte antica di riferimento sono molto probabilmente le esedre del Tempio di Augusto a Roma. Bene, se io voglio trasferire nell'insegnamento queste cose, io dovrei cominciare ad assumere la immagine della villa di Falconetto, la immagine dell'Esedra, eccetera, la immagine di San Pietro che abbiamo, no? Con le... c'è relazione tra... Ah, ecco, vedete? Ecco. Bello, bellissimo, stupendo. Ecco, e vedete allora le braccia, eccetera, eccetera, che sono simboli, simboliche, metafore architettoniche, bellissime, no? E allora, sulla base di questa, io posso
Questo è piuttosto complicato per dei ragazzi, ma io posso trasporre questo linguaggio in un altro linguaggio con esempi, con immagini, eccetera, eccetera, e se li porto a Villa Badoer, poi mettiamo che li porti a Villa Badoer, poi posso fare tutta una serie di attività per cui non resta un sapere locale, cioè confinato a Villa Badoer, ma diventa un sapere che si diffonde, si irradia per tante altre cose. Sì, sto per finire, grazie. Allora c'è la produzione, ecco, e il far apprendere, appunto, si finisce qui, con l'uso di fonti cartografiche, abbiamo visto, guardate, iconiche, discorsive, uso di testi esperti o divulgativi, citazioni, eccetera. Ecco, una cosa importante, questo è sempre un lavoro intellettuale. Quando dico intellettuale non dovete avere l'idea che sia qualcosa di... anche i bambini fanno un lavoro intellettuale, cioè mentale, cognitivo, eccetera. E per il lavoro intellettuale c'è bisogno di strumenti e di pratiche da lavoro intellettuale. Il falegname, il Marangonda Noguera, poco fa citato a proposito del Trumò, è un professionista che ha pratiche, conoscenze dei legni, del legname, delle loro eccetera eccetera, e poi sa fare delle cose. Noi siamo intellettuali come insegnanti e chiamiamo gli alunni a fare un lavoro intellettuale. Occorrono pratiche come quella della schedatura, del prendere, diciamo, del annotare le cose che si vedono, dell'annotare le cose che si sentono, eccetera, eccetera, perché poi a distanza di tempo, pochi giorni, una settimana, eccetera, quelle annotazioni servono. Professor Rigon, quanto schedario ha il professor Rigon lei? Di schede. Ecco. No, ma lo schedario, il suo schedario. Usa l'immagine, bene. Già, bellissimo, bene, è una possibilità anche questa, certo, bene. Ma per i testi? Per Wittcover, come fa a ricordarsi Wittcover? La Bibbia. È la te. Bene, grazie. Ecco, quindi man mano, grazie a questo si impara a dire le cose, ad attribuire significati, a organizzare tematicamente, ad argomentare. Ecco, tutto quanto questo, può bastare così, porta all'educazione al patrimonio. Quella che ci preme moltissimo, quindi con la fase dell'ampliamento di scala, da una a poche ville, eccetera, eccetera, la fase della comunicazione delle conoscenze apprese, la fase della riflessione e magari la fase del pensare che noi possiamo anche proporre a quel punto ai ragazzi degli articoli, eccetera, di attualità, della cronaca, che riguardano o il dibattito in consiglio regionale oppure al Parlamento o in un consiglio comunale a proposito di piani regolatori e di come gestire la villa che è presente sul territorio, eccetera, eccetera, oppure altri articoli come quello che ho citato poco fa di Gian Antonio Stella, che ci fa piangere per il modo così imbecille con cui sono trattate i beni culturali in certe parti del nostro territorio. Grazie.